We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno cari amici, sono sempre qui a tenervi compagnia, spero che la cosa vi faccia piacere e soprattutto spero che vi faccia piacere ritrovare qui nel vostro salottino, no, di Chiacchiere Caffè un amico che ci viene spesso a trovare e che ci snocciola insomma i suoi consigli preziosi quest'oggi su come prevenire la baby obesità. Mi ha portato addirittura un altro ospite, ecco perché lui è anche un bravo PR. Vi presento l'amico Angelo Bianco, dietologo. Buongiorno. Buongiorno Angelo, ben ritrovato. E con lui Luca Malisardi, fisioterapista e personal trainer presso il Bristol Buia di Abano Terme. Buongiorno Luca, Buongiorno. ricordo che il nostro dietologo è anche medico termalista, vero Angelo? Sì. Consulente e dietologo presso il Policlinico di Abano Terme, nonché direttore sanitario sempre del Bristol Buia di Abano Terme. Quindi un'esperienza a 360 gradi sulla salute, sulla prevenzione E sul benessere e sul termale benessere, in esatto, il genere. benessere in generale. Allora, con Angelo e Luca oggi affrontiamo questo tema, direi scottante, no? Che è quello della baby obesità, vero Sì. ragazzi? Baby obesità che è diventata una spina nel fianco anche a livello sociale, purtroppo per l'Italia. Ho qui dei dati recenti, attualissimi di Federpharma ANSA, secondo i quali all'Italia aspetta purtroppo il primato dei baby obesi, cioè lo è il 12% dei bambini, davvero quasi 4 su 10 bimbi sono in sovrappeso e 1 su 10 è addirittura obeso. Allora, commentiamo insieme questi dati dal vostro punto di vista, diciamo, proprio medico-scientifico. Angelo, come mai siamo arrivati in questa società, una situazione così, devo dire, drammatica? Sì, diciamo che l'obesità è un flagello internazionale ed è una sciagura non solo nazionale. Il fatto che noi deteniamo il triste primato non ci fa certo orgoglio. E dati alla mano, nel mondo, parlo di obesità adulti, siamo più di 500 milioni di obesi. Il fenomeno è in crescendo, per cui dal 1980 a tutt'oggi è raddoppiato il numero di pazienti obesi. Questo significa che a fronte di una componente genetica inequivocabile non può bastare quello, ma ci sono altri dati di cui poi verificheremo il perché. Ecco, approfondiremo. Sì. In genere sono sempre stati considerati gli statunitensi, no, gli americani, Esatto. detentori di questo primato della cattiva alimentazione. Noi con la dieta mediterranea pensavamo di essere un po' immuni, invece adesso i nostri bambini sono i più obesi, anche più degli americani. Infatti fa specie proprio questo, che da un lato noi parliamo di dieta mediterranea, però poi la conversione della stessa adattabilità non è rigorosa, anzi probabilmente noi stiamo scimmiottando i meccanismi fast food, l'urbanizzazione, le problematiche sociali che poi magari c'è analizzeremo un'americanizzazione della società toto, sì. anche nell'alimentazione, Infatti, purtroppo. Il dato è inquietante proprio per questo aspetto, perché comunque l'America non riesce a fronteggiare, la Gran Bretagna si sta attivando in una certa maniera, eppure noi, al di là di tentativi sporadici o meno, non riusciamo a venire al nocciolo della questione. E secondo me bisogna proprio partire da un aspetto importante. L'obesità è una malattia. Come tale è una malattia cronica ed è di tipo multifattoriale, quindi che significa? Che se non agiamo anche a livello terapeutico, a livello di scuola, di società, di famiglia, di stile di vita, non potremo mai risolvere il problema. Quindi se ci si illude che è colpa di un singolo alimento, il problema veramente non lo risolviamo. Ecco, è un fattore allora complesso, come dicevi, no? Adesso affronteremo anche con Luca Malisardi il discorso della prevenzione e del moto, insomma, importante per i bambini obesi. Ci vediamo prima un filmato molto interessante appunto sulla baby obesità, che poi diventa un fenomeno anche per gli adulti ovviamente, e poi torniamo a commentare insieme questi dati. Via col filmato. When I first saw you, I knew that you
visto un filmato che devo dire più ad hoc di così non poteva essere, no? Perché si sono viste anche immagini, insomma, McDonald's, adesso, al di là del Sì, è nome, lo chiaro. possiamo anche fare, no? Perché comunque è diventato il simbolo di un sistema di alimentazione americano, quello che prima hai detto bene, Angelo, il fast food, no? Il mangiare velocemente, anche ingurgitando, questo comporta poi una cattiva digestione, tutta una Di serie cause sociali ne troviamo tanti. In primis c'è sicuramente l'eccesso di urbanizzazione che ci espone ad non avere tempo, indipendentemente da tutto, questo è uno Purtroppo. dei meccanismi principali. E poi ovviamente esporci a spot pubblicitari che sono chiaramente fatti ad arte Che per non invitano, educare, ma invitare esatto, a mangiare veloce, a quindi ingurgitiamo e diseducare. diseducare completamente. Allora, passiamo la parola a Luca Malisardi, poi torniamo, lo chiedo a tutti e due, anche sulle responsabilità che comunque ci possono essere da parte delle mamme e dei papà, no, su questo tipo di problematica. Luca, tu sei fisioterapista e personal trainer, no? Abbiamo detto, ti occupi di prevenzione in questo senso Sì, anche, no? Quindi attraverso quasi, l'attività quasi fisica, esclusivamente, sì, sì, sì. ecco, il tuo intervento, la tua consulenza possono aiutare anche a contrastare i problemi dell'obesità. Ti occupi anche di bambini? Guarda, ti dico che da bambini in età, diciamo, molto piccoli, bambini molto piccoli, poco. Io ho avuto Gli modo adolescenti? di lavorare con gli adolescenti, soprattutto nel campo sportivo, perché ho lavorato con delle squadre anche professionistiche, così, dove si vede che lì dove c'è un'organizzazione si riesce a prevenire già nei bambini, diciamo, che hanno 10, 11 anni, 12 anni. Beh, sono bambini, Sì, ancora, sono non ancora bambini, adolescenti. non sono ancora adolescenti, però quando arrivano ai 15-16 anni li vedi che vengono indirizzati. Mentre quando si ha a che fare con dei bambini che non fanno parte, diciamo, non solo di gruppi sportivi, ma anche di strutture che li possono seguire, si va un po' fuori dal seminato, perché si fa fatica a creare una disciplina, soprattutto perché è un discorso che a casa si fa fatica a disciplinarli dal punto di vista alimentare Ecco, e spesso soprattutto queste merendine. non si dà la motivazione per l'attività fisica, perché si cade nel solito discorso del videogioco, del computer ai bambini troppo piccoli, del telefonino Quindi una vita una vita sedentaria, no? sedentaria dove non c'è, diciamo, uno stile di vita poco movimentato, se vogliamo adoperare una parola impropria. E ci si trova con questi ragazzini che non hanno, Che lievitano non hanno un troppo. indirizzo, non hanno un indirizzo e solamente una società sportiva privata poi, perché in Italia si può arrivare solo a questo, perché dal punto di vista scolastico non c'è possibilità di fare attività sportiva perché 2 ore a settimana Cioè l'educazione non sono fisica delle niente. scuole è È insufficiente. insufficiente perché non ti dà niente e non ti dà un indirizzo ben preciso. Dove fare, non so, salto in lungo è uguale a fare pallacanestro, non cambia niente. Invece il bambino avrebbe bisogno. Quindi ben venga l'organizzazione di queste società, dal Dovrebbero, calcio esatto. al nuoto, al tennis, Se non ecco, se non ci fossero sarebbe veramente un guai. un guaio, Infatti delle hanno anche un volte ruolo si sociale. demonizza anche molto, diciamo, io ho lavorato molto nel calcio, si demonizza molto anche l'ambiente sportivo calcistico perché porta poi a delle deviazioni che sono altre. Però a livello giovanile se non ci fossero, come siamo, non si Quindi arriverebbe ben venga il calcio, il ben calcio, venga venga la allo pallacanestro, ben sport. venga lo sport in genere, che può Ecco, essere anche, come diceva il dottore, Angelo. anche solo attività ludiche. Sì, io lo chiamo Angelo perché quella volta Sì, unica che l'ho chiamato dottore, i suoi Esatto. fan hanno detto Però, Damiana si è un po' allontanata, raffreddata. No, lo chiamiamo però Angelo. andrebbe bene anche solo indirizzare questi bambini a un'attività ludica che possa essere anche, faccio un esempio, come parlavo con lui prima, a livello che adesso non ci sono più le parrocchie, diciamo, ci sono ancora le parrocchie, Eh sì, ne però abbiamo non una si anche proprio corre, qua dietro, non si corre più, l'oratorio. però a livello di oratorio era un'attività Non è più che come una era, volta. non è più che era punto di diciamo riferimento. ideale, Non ci sono più gli oratori di perché una volta. l'oratorio potevi fare dal biliardino al gioco del calcio, al salto della Si corda. sostituivano i videogiochi di Esatto, oggi. perché però era Si stava meglio una un momento di volta. comunione, Sì. si potrebbe star Di bene anche adesso, aggregazione. avendo tutti e due. Però ci O vuole un l'uno o indirizzo. Però ci l'altro. vuole un indirizzo. Diciamo che questi videogiochi, questa televisione con tutti i cartoni animati, spesso anche violenti, sono diventati un po' i babysitter, no, di questi bambini. E qui entra il gioco, il senso di Il senso di cui responsabilità, dicevamo no, prima. delle mamme. C'è questa mancanza a volte per carenza di tempo, perché anche le mamme oggi lavorano, poverine, per portare il contributo economico a casa, quindi non vogliamo C'è bisogno, demonizzare no. nessuno. Certo. Però può essere, vero Angelo, il riflesso anche di a volte una mancanza di tempo delle mamme e dei papà. Allora, come dicevo, al di là della battuta, non c'è più l'oratorio di una volta, non ci sono più le mamme di una volta, i genitori di una volta, fa tanto brontolone vecchio e non risolve il problema. Io credo che comunque veramente bisogna prendere atto che la vita è cambiata e trovare gli strumenti attuali per risolvere il problema. Quindi è ovvio che ai miei tempi in Puglia
Io avevo una vivacità muscolare spontanea, non avevo necessità di ricorrere a squadra o meno. Era la mamma che Nonostante le orecchiette. Sì, era la mamma che mi rincorreva a fare la merenda perché io, fosse per me, non ci sarei mai rientrato a casa. Vedi. Adesso invece bisogna organizzare dei pedibus per mandare i bambini a scuola a piedi, però poi non si trovano i genitori disponibili, quindi al di là di tutto l'aspetto della mamma è un dato di fatto su cui si spara sulla Croce Vediamo Rossa. altre immagini, Angelo, molto Sì. eloquenti. Sì, Insieme. dei dati statistici dimostrano che effettivamente il lavoro extrafamiliare della mamma contribuisce nell'80% anche al sovrappeso. Però chiaramente un po' per motivi di reddito, un po' perché non c'è più la gratificazione a lavorare in casa e da qui non se ne esce. Quindi piuttosto che dare colpe, prendiamo atto di questo e facciamo in modo che l'intera famiglia, società, struttura, scuola si organizzi per tamponare tutto questo. Ecco, molto importante anche l'educazione alimentare nelle Esatto, scuole, sì. vero? Però io ritornerei ad esempio in famiglia. Il vero problema qual è? Che la mancanza della mamma non è soltanto nel tempo dedicato alla cucina, ma anche perché viene a mancare una figura di riferimento nei confronti anche dell'aspetto tempo a riguardo. Allora, se il bambino è solo e non ha un esempio da seguire, un modello che lo segue, è inevitabile che poi finisce per combattere l'ozio come? Con qualcosa di immediato, un fardello che chiaramente gli anestetizza in quel momento l'ozio stesso. C'è una allora, consolazione anche alla sì, solitudine, la cioccolata, le sì, merendine, il le gioco schifezze, meno, come si quindi è dice, contro no? il tedio e allora è chiaro che una figura vigile viene a mancare. Ecco, allora, riflettiamo tutti insieme, un invito alla riflessione, no? Anche da parte magari delle mamme e dei papà che ci stanno guardando, senza demonizzare nessuno, però una maggiore attenzione all'educazione alimentare dei nostri bambini è sicuramente importante. Chiedo a Luca, c'è una ricetta in qualche modo che tu utilizzi per seguire al meglio questi bambini sovrappeso? Cioè ti occupi anche di dieta, alimentazione, abbiamo qui anche Angelo. La dieta la lascio un po' Ad a chi Angelo, di dovere sareste così. insieme il team Come perfetto ti per dicevo prima, seguire. non ho avuto grandissime esperienze proprio sui bambini così, più sull'adolescente così. Oppure su bambini che poi sono cresciuti, Sì, sono adulti obesi. Cioè no, su possono- questi bambini conta molto la motivazione. Il bambino si deve fidare, si deve Divertire divertire anche, no? e si deve fidare della persona, cioè non deve essere lo spauracchio, non è che deve venire lì e gli dici adesso facciamo questo lavoro perché se non fai questo qua alla fine, non so, sei cattivo, non vai bene, ti togliamo questo, ti togliamo l'altro. Va Quindi benissimo. non c'è un approccio punitivo. Non c'è un approccio punitivo, non ci deve essere, ma deve essere un approccio veramente ludico al massimo, sportivo, ludico sportivo, esatto. che poi io faccio un esempio, vedo molto, facendo la differenza tra questi due sport, per esempio vabbè, il calcio che è quello che viene praticato da più di tutti in Italia così, e gli altri sport che sono sport, diciamo, non sono tanto secondari come la pallacanestro, la pallavolo o altri sport, nuoto, il dove tennis. vedo che a livello di base sui bambini di 5-6 anni, 6-7 anni, mentre il calcio si dà la palla, tie e corri, che tanto comunque lo scopo è buttare la palla là dentro, e quindi o corri te o nessuno ti insegna perché non c'è una grande formazione di base, mentre negli altri sport ci si punta prima a creare la struttura fisica o a insegnare il movimento C'è e una cultura proprio della forma la fisica. coordinazione e soprattutto l'alimentazione. Ti trovi certi bambini che fanno già sport, calcio da 5-6 anni, che non fanno colazione alla mattina, che arrivano da scuola e non hanno mangiato niente, e quello, Questo è sbagliato. questo è sbagliato al contrario, mentre altri sport ti educano già dall'inizio perché probabilmente è la cultura diversa con cui Ma si ad affronta quegli esempio, sport lì. rispetto al calcio, quali sport tendono già ad educare Ma un'educazione sicuramente, secondo me, la alimentare? pallacanestro e la pallavolo sono già sport dove ho visto nei bambini un'educazione alimentare e un approccio diverso. Ma vuol dire che gli allenatori hanno Gli una maggiore allenatori formazione hanno culturale. una formazione migliore perché nel calcio, specialmente nelle squadre dilettantistiche, si affida questi bambini al vecchio allenatore, tra parentesi, Sì, magari che è lì, è in pensione, che è lì che non sa magari bene ha cosa chiuso lo fare. spogliatoio, quello che accende i fari e sta lì a allenare i bambini di 6 anni, ma non è così che si può anche fare, per carità, e ben vengano queste persone che ci aiutano e Sì, però tengono non gli impianti sono aperti. così esperti come altri Però, che magari si preparano. esatto, alla fine non diventa più un'educazione, ma diventa un passare il tempo. Passare il Porto mio figlio là, perché tanto sta Però là 2 ore È vero che e sta fuori, diciamo. bambini, calciatori, in effetti obesi, non ricordo di No, averne comunque visti. è difficile. Cioè, allenandosi già 2 o 3 volte alla settimana, 3 è meglio. Dopo poi ti dico che c'è una selezione, io ho visto i bambini obesi, comunque ce ne sono anche diversi che approcciano lo sport. E poi Lo sport però, dimagriscono. no, perché lo sport è cattivo, perché a un certo punto quando tu non rimani obeso e non dimagrisci, ti la cacciano. selezione È è come spietata, non puoi l'evoluzione della giocare, specie, sì. l'evoluzione della specie. Chi arriva è perché comunque
fa le cose giuste, fa le vediamo. cose con passione, quello che va lì e non gliene frega niente, comunque rimane obeso, non viene spinto magari dai genitori solo vai là perché il dottore mi ha detto che sei sovrappeso, Ecco, me ma lo la mandano, domanda- no, sovrappeso, me lo mandano lì, tienilo lì 2 ore Sì, come park, anche quello e basta. passeggio. Ma la domanda è questa, anche dalla tua esperienza, e poi chiedo ad Angelo, vediamo qui un bambino che addenta voracemente ed è decisamente obeso, poverino. Ecco, la domanda è questa, praticando sport, questi bambini obesi, che magari Angelo, chiedo anche a te, Sì. sono geneticamente obesi per una predisposizione anche familiare, no? Facendo sport è quasi automatico che dimagriscano o può rimanere l'obesità, quindi come una patologia in qualche No. modo ereditaria? Assolutamente no. No, Se no. vuoi rispondere Ecco, No, 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 concordate, no, no, la no. risposta è Allora, no, cioè non basta lo non sport basta se lo c'è sport. una patologia, quindi un'obesità Non basta, come non basta. cronica. Io partirei dal presupposto che alla fine, come giustamente diceva Luca, tutti dobbiamo essere attori perché essendo una patologia multifattoriale, dal pediatra al medico dello sport, all'insegnante, al dietologo, comunque un problema va fronteggiato ad ampio raggio. Allora l'obesità si previene in culla per certi versi e si previene anzi in gravidanza, perché Già, se questa io è mamma, un'informazione che vale la pena esatto, ricordare. se io già mamma metto comunque in maniera smodata un peso eccessivo, permetto poi a mio figlio di ereditare un corredo di cellule Genetico. grasse geneticamente che poi mi sarà più difficile combattere in età adulta. Beh, oggi i ginecologi, devo dire, sono molto Esatto, attenti, allertati un al chilo al problema, mese, se sì. non ricordo male, in gravidanza. E lo stesso poi vale in culla, perché ovviamente se io mamma sono ansiosa e ogni bisogno, ogni sbalzo emotivo del bambino lo fronteggio soltanto con l'alimento, poi è chiaro che depisto anche la percezione del bambino stesso nei confronti di queste sensazioni. E l'altro aspetto qual è? Che geneticamente si è notato che comunque la percentuale esiste, però in America hanno adottato un'indagine che è abbastanza indicativa, esauriente al riguardo. Figli di genitori adottivi obesi diventano obesi pure loro. Questo Cioè, che pur non significa non avendo lo stesso patrimonio esatto, genetico. quindi che correla non tanto con la genetica quanto con certe Con le insane abitudini. abitudini alimentari Questo è familiari. interessante. E allora è ovvio che chiaramente tutti dobbiamo recitare la nostra parte, però se io come famiglia non do i tempi della prima colazione, poi non posso pretendere che il bambino non abbia fame e quindi non ricorra a spiluccamenti poco educativi a livello... E quindi Mangiando, come si dice, fuori esatto, pasto, no? i ritmi degli orari non è che siano soltanto convenzioni sociali, è che permettono una certa logica anche fisiologica, digestiva, ritmo sonno-veglia, aspetti Certo, anche che proprio poi del cervello che ha mentalmente, bisogno dagli percezione scatti, del no? senso di sazietà, Esatto. quindi se voglio posso prendermela con la merendina, però comunque noi sappiamo che la merendina non ha le gambe, quindi innanzitutto ci deve essere qualcuno che la Siamo convoglia noi a che andiamo casa. dalla merendina. E poi comunque la scuola, sicuramente adesso ci sono dei distributori automatici di frutta, però comunque anche lì non ci illudiamo che togliendo le bevande gassate e sostituendole con la frutta risolviamo il problema. Se a casa, ad esempio, si è notato, io non do lo spazio rituale importante alla colazione e se non ci si siede con calma, il bambino comunque è chiaro che già un adulto, se prende 2 biscotti e un tè, non arriva a mezzogiorno. Figurarsi il povero bambino con la sua vivacità ipercinetico a cerebrale. volte, ecco. E quindi è chiaro che lì poi non c'è argomento che tenga. Quindi un richiamo alla responsabilità e all'educazione alimentare, quindi da parte delle famiglie e dei Volevo, genitori. Dobbiamo volevo essere- ricollegarmi Dimmi, al Luca, sì. fatto del bambino che si approccia allo sport, il bambino obeso soprattutto. È capitato che potete avere dei casi di questi bambini che vengono mandati dai genitori per questioni di sovrappeso, mandati anche dal medico. Mi raccomando, fateli fare questo sport. Inviterei di non di collaborare con i medici così, per non mandare direttamente il bambino, gli facciamo fare calcio perché magari il papà vuole che questo qua diventi un campioncino di calcio. C'è bisogno prima di arrivare al calcio, bisogna che gli facciamo fare delle attività motoria appropriata, che può essere un'attività motoria aerobica, Sì. che va dal nuoto agli sport di durata, Quindi, certo. quindi la bicicletta. Stai invitando a una sinergia Prima quello con i lì, medici. perché Oggi se noi siete qua abbiamo 20 kg insieme. di sovrappeso non può giocare a calcio, perché come dicevo prima, calcio, dico pallavolo, tantomeno gli sport, questi sport che sono anche di squadra, dove comunque il gruppo ti isola, quindi il gruppo, diventerebbe un può altro essere trauma, cattivo, diventerebbe un esatto. altro trauma Quindi questo ragazzino che un'attenzione alla vede, psicologia del bambino. che non vede che può fare quello che fanno gli altri e quindi sarebbe un'altra caduta in basso Soffre ancora di più, magari e quindi un mangia ancora ricadere di più. nei vecchi difetti. Sarebbe il caso, come dicevo con Angelo,
tramite magari consulenze col pediatra, con la famiglia, di invitare questo ragazzino a trovare qual è l'attività motoria che può anche aggradargli di più, che può essere anche andare un'ora a camminare con i genitori tutto il giorno, o prendere una bicicletta e fare questi tipi di attività motorie. Bravo, ci sia un'attenzione anche alla psicologia, Questo qua, no, del perché non si può bambino. assolutamente, come a livello posturale, non si può portare un bambino che magari con l'obesità ha fatto danni alla postura, fargliela quando è ancora in situazione di obesità. Ecco, poi parliamo anche della esatto, postura, la postura è dopo un l'assetto, discorso diciamo, diverso, però a livello importante. sportivo è meglio non traumatizzare di più per quello. Ecco, di cose da dire ce ne sono tantissime, Sì. quindi vi tengo anche dopo la pubblicità, vi Bene. dedico la puntatona perché l'argomento merita e spero che tante mamme, tanti papà che ci stanno guardando condividano e apprezzino le vostre analisi. Amici, pubblicità, vi aspetto sempre con Luca Malisardi e Angelo Bianco per parlare appunto di baby obesità, prevenzione e sana alimentazione. A tra poco. Eccoci amici, siamo sempre tornati qui nel vostro salottino di Chiacchiere e Caffè in compagnia dei nostri amici, ve li ripresento per chi si è collegato ora, Angelo Bianco, eccolo qui, dietologo ma anche medico termalista, consulente presso il Policlinico di Abano Terme, nonché direttore sanitario del Bristol Buia, sempre di Abano Terme, no? Noi godiamo di una delle zone termali più importanti d'Italia, se non d'Europa e oltre. E sempre con noi oggi Luca Malisardi, fisioterapista e personal trainer, anche lui al Bristol Buia, appunto di Abano Terme. Stiamo facendo il punto su questa piaga sociale, e non è esagerato dirlo, che è la baby obesità, vero? Dati alla mano di Federfarma ANSA, lo ricordo, all'Italia spetta purtroppo il triste primato dei bambini baby obesi. Lo sono il 12%, quindi una percentuale altissima che addirittura ha superato, il che è eclatante, l'obesità dei bambini statunitensi. No? Leggo, prima di ripassarvi la parola, qualche dato. Prima ne ho già detti alcuni molto interessanti. No? Le ultime stime disponibili allarmano gli specialisti, quindi penso anche voi. Tra i bimbi italiani il 36% è in sovrappeso, contro ad esempio il 27% di quelli spagnoli, il 20% degli inglesi, il 19% dei francesi e il 14% dei tedeschi. Quindi i tedeschi non vanno neanche male, nonostante le birre Würstel. Non in tenera età però. Ecco, no, non c'è età. Il 10-12% è invece obeso, con percentuali inferiori al 10% prima dei 9 anni e percentuali più elevate tra i 9 e i 13 anni. Davvero un fenomeno drammatico, oserei dire, perché, ricordiamolo, un bambino obeso è un adulto spesso malato a livello cronico. Sì, e poi statisticamente, se il bambino di 1 anno è obeso, ha il doppio di percentuale di diventare adulto obeso. Esatto. Se ha 6-7 anni si triplica il rischio, a 16 anni invece diventa 10 volte di più, per cui un adolescente obeso diventa 10 volte più obeso rispetto a un adolescente normale. Ecco, con patologie importanti. Chiaramente, esatto, con le conseguenze che ne derivano. Io vedo qui ipertensione, aumento dei trigliceridi nel sangue, bassi valori di colesterolo HDL, diabete, insomma, oltre a ripercussioni psicologiche che spesso portano alla depressione. Sì, per non parlare poi dei problemi di carico meccanico di cui ne parlerà sicuramente con la postura il nostro Luca. La postura corretta. Sì, gli aspetti poi ovviamente depressivi sono un serpente che morde la coda, per cui inevitabilmente il bambino che si sente canzonato, non si sente, sì, poi anche lì bisognerebbe forse intervenire anche a livello scolastico in modo da educare a livello etico gli altri bambini a non prenderli troppo in giro, perché ci vuole anche un po' di rispetto. E l'obesità è una patologia e non va considerato un inestetismo, quindi già noi stessi dobbiamo percepirla nella giusta maniera. Anzi, a riguardo do 2 indagini che danno l'idea appunto di quanto è sottovalutato il fenomeno. Un'indagine olandese su 800 bambini obesi ha verificato che quando ai genitori veniva consigliato di indirizzare una sagoma rispondente ai propri figli, la maggior parte di loro sbagliava, sottostimava il problema. Quindi evidentemente ancora al di là della tradizione contadina che dice che il bambino baffutello una volta sana c'era questo retaggio. a tuttora non ci si rende conto del problema e quindi poi inevitabilmente
e il turpiloquio infantile crudele del ciccione, del cicciobomba, finisce per creare veramente dei problemi Poverino depressivi Ciccio e di Bombo, dicono sì. anche il Ciccio Bombo dei Take That Sì, no, recentemente. purtroppo, per questo Avevo dicevo, modo di per cui anche a dire. livello pedagogico bisogna intervenire e prendere misure, non dico punendo, ma insomma Sì. educando Comunque al siamo di rispetto. fronte, e qui c'è un consenso unanime da parte dei pediatri, ad un'emergenza sanitaria. Do un'informazione che considero interessante: i pediatri italiani, proprio per questo, a fronte di questa emergenza, si riuniranno a Pisa Sì. il 29 e 30 aprile, quindi non manca moltissimo, per il primo convegno nazionale sul tema. Ecco, quindi davvero anche la società stessa e la comunità scientifica ha sentito il bisogno di riunirsi finalmente per Certo che affrontare se è la questo prima tema. volta che si incontrano È il è primo, allarmante leggo che qui, questa cosa qua, è un dato è un ANSA, dato il primo allarmante. convegno nazionale. Ho anche una dichiarazione del presidente della Saggese. SIP, che è la Società Italiana di Pediatria, Giuseppe Sì. Saggese. Come Angelo sottolineavi bene prima, il sovrappeso e obesità non sono solo problemi estetici, quindi legati anche alla vanità, all'apparire, ma vere e proprie patologie che stanno assumendo nelle fasce giovanili una diffusione confrontabile a quella delle malattie infettive. Poi, conclude Saggese, un consiglio ai genitori: il pediatra è la figura di riferimento migliore per affrontare correttamente e in particolare prevenire queste patologie in crescita e che sempre più minacciano i propri piccoli. Ecco, davvero quindi un richiamo appunto all'attenzione, come dicevamo prima. Passo la parola a Sì, Luca, poi torniamo sempre a parlare appunto dei dati legati magari alla dieta, all'alimentazione. anche la scuola, sì, la società. Alla scuola l'educazione alimentare. Luca, dicevamo che un bambino obeso ha necessariamente anche problemi Sì. posturali, vero? Diciamo che il bambino obeso, più che problemi, diciamo, posturali che poi vengono in conseguenza, Mhm. ha problemi strutturali. Ecco, Nel proprio di questo senso scheletro che se appesantito, noi teniamo no? conto che nell'età fino ai 9-10 anni l'apparato scheletrico non è ancora formato perché c'è una dominanza di cartilagine di accrescimento, quindi non ha ancora la struttura ossea ben formata come può essere un adulto e quindi di sopportare meglio Certo. quello che può essere un sovrappeso Il trascinarsi proprio o questo esatto, o anche corpo. un carico, diciamo, che può essere un carico di lavoro. Questi bambini, oltre ad avere un carico di lavoro comunque quotidiano che è proporzionato alla loro età, questo sovrappeso porta, soprattutto negli arti inferiori e alla colonna, delle deformità che poi potrebbero essere anche catalogate come paramorfismi nel futuro, quindi scoliosi, quindi distrofie a Ecco, quindi livello dell'anca. paramorfismo significa Paramorfismo è proprio qualcosa di naturale che viene a formarsi in innaturale. maniera errata. Mhm. Beh, noi conosciamo tutti i tre paramorfismi più noti, la E la scoliosi, no? Che è scoliosi? quella che sono le scoliosi. Certo. Che Ci però uno sono può avere anche anche, alla nascita, sì, sì, che diciamo. queste qua possono essere idiopatiche, nel senso che vengono fuori di struttura, diciamo, neonatale così di evoluzione, come vengono fuori perché, Ecco, qui abbiamo delle immagini così, tanto per certo, collegarle certo, comunque all'intervista, su quelli che possono essere degli certo, certo, esercizi, sì, sì, no, sì, di sì, sì, sì. ginnastica motori che possono correggere, comunque intervenire anche sui Certo. paramorfismi, Sì, Luca. ecco, se il bambino non è obeso, Sì, qui abbiamo una sì, ragazza, sì, però come insomma, dicevamo prima, occorre però sempre prima, secondo il mio sì, parere, rivolgersi al ricorrersi medico. a un medico specialista dei paramorfismi, oppure anche, faccio un esempio, se uno soffre di scoliosi o soffre di queste patologie qui, andare veramente da uno specialista, perché faccio un esempio, queste persone ne vedono a centinaia e non andare su persone che magari vedono una scoliosi o un problema di questo tipo una volta ogni tanto. Faccio un esempio. Tendenzialmente se il bambino è in sovrappeso non si può anche in questo caso portarlo subito a una ginnastica correttiva perché il sovrappeso non darebbe risultato. Ci vuole un lavoro Ci vuole un lavoro preliminare preliminare di riportare il di bambino educazione in peso, alimentare, soprattutto sì. riportarlo in peso idoneo il più presto possibile. Quindi la E dieta, dopo lì intervenire con la ginnastica con correttiva. l'attività Quindi, motoria. ritornando al discorso di prima attività motoria, diciamo, aerobica, di durata, che possa aiutare parallelamente alla dieta. E poi dopo Intervenire col intervenire moto, con un tipo di attività scegliendo lo correttiva. sport migliore anche per E questi dopo bambini certo. obesi, dicevamo che inserirli nella squadra di calcio con anche il senso del branco, spesso cattivo, no? Che Esatto. non ti risparmia, Io magari queste direi, frasette cicciobombo, perché direi davvero si il nuoto dicono. potrebbe essere un'attività proprio per il fatto che viene svolta nell'acqua, E non è di squadra, non è di diciamo, quindi squadra, ti se è svolta permette. nell'acqua che va a mascherare che È in vero, piccola questo è un parte. ottimo consiglio, no? Perché c'è l'aspetto psicologico della non È uno sport accettazione del molto corpo. coordinativo, uno sport molto educativo, è uno Mhm. sport che forma
e soprattutto è aerobico, nel senso fa consumare fa comunque calorie in bruciare maniera le lenta calorie. e non come il calcio o come la pallacanestro, che sono sport fatti di piccoli movimenti Più a rapidi, scatti. più a scatti, dove non c'è l'attività aerobica, diciamo, di Sì, base. dove un bambino obeso è anche lento nella corsa, è lento nei Non è movimenti. reattivo, non è lucido, non E poi a è... livello anche gravativo, meccanicamente, il Esatto, sovrappeso sì, non incide perché c'è esatto, Ecco, esatto. l'acqua l'acqua. Esatto, alleggerisce, sì, no? è Dopo vero. abbiamo Consiglierei delle là. immagini molto interessanti perché voi lavorate comunque nel contesto termale, quindi abbiamo delle immagini, video Bene. anche delle terme, ma prima di vedere le immagini volevo tornare con Angelo Sì, al discorso dell'educazione alimentare, no? Di certo. recente abbiamo visto anche proprio a Padova, sono insorte le polemiche ad esempio sul monopiatto. Vogliamo Sì, fare allora, un po' il punto su quindi questo? riallacciandomi al discorso preventivo, poi magari parliamo un attimo della dietoterapia che va inquadrata però in maniera completamente diversa rispetto alla dieta per adulto. Famiglia. Mhm. E tornando al discorso del presidente Saggese, sono d'accordo che i pediatri dovrebbero essere in prima linea, però penso che anche lì, individuato soltanto un aspetto così Clinico. sganciato Mm. dal contesto società, non se ne esce fuori, perché spesso io ad esempio ogni tanto mi diletto a fare delle piccole relazioni scolastiche. Mhm. E allora, educare il docente va bene, educare i ragazzi va bene, però se poi il messaggio non penetra nella famiglia, ci sono difficoltà C'è non un gap. indifferenti e a volte, soprattutto ad esempio nelle relazioni che faccio di sera o di pomeriggio, chi partecipa è spesso chi non ha bisogno, chi è già curioso, chi è già educato, chi comunque Chi è già vuole magari... sereno e va Sì, solo a e quindi curiosare. come motivare senza colpevolizzare quelli che hanno già problemi, questo è il vero discorso. E allora ben vengono anche degli spot pubblicitari mirati, inerenti. In Galles, ad esempio, hanno lanciato un filmato che pedagogicamente pare che abbia avuto dei buoni risultati, Ah, in cui c'è interessante. il generale spazzatura Mm. che ha dei bambini ostaggio e poi gli altri bambini, se mangiano dei cibi virtuosi, riescono a liberare gli altri. Hanno detto che comunque questo ha permesso di educare alla verdura, educare a mangiare frutta e verdura in maniera Vedi, tu hai scritto anche una bella differente. poesia, vero, Sì. su questo. Ecco, vedo qui, Albus silente, mago fondente. Molto carina. Mi è venuto in mente adesso che hai citato la verdura. Leggo l'inizio, Angelo, ti fa Ma sì, piacere? più che altro Vuoi leggerlo tu? Leggilo il primo periodo, le prime due frasi, no? Perché è sì. importante anche la comunicazione, giusto come si comunica per arrivare poi ai bambini. Sì, ad esempio se i bambini, secondo me, partecipano in cucina, diventano novelli cuochi, li si educa a fare la spesa, certo non Li si bambini piccoli, responsabilizza anche non sul piccoli modo. perché sennò magari se No, ti chissà cosa comprano. strillano appena vedono il regalo, perché anche lì poi gli spot pubblicitari sono abbastanza furbi, mettono in genere i cibi ad alta densità di rischio in Certo, lì è il marketing, va posizioni bene. in cui si viene Allora, studiato. leggimi questa poesia, Oh, l'inizio, perché poi voglio sì. vedere le immagini sulle terme. Oh, ma quanti bambini e ragazzetti mi circondano con grande allegria, tutti belli, puliti e perfetti, a chiedermi tosto qualche magia. E poi, insomma, sì. Carino, sei proprio un poeta, vero? Ricordiamo che tu scrivi anche rubriche per Cosmopolitan, Star Bene, Donna Moderna, insomma, sei molto gettonato, Sì, insomma, hai tutte amiche donne anche che ti seguono su YouTube con le nostre puntate, quindi salutiamo, vero? Salutiamo anche la Rossana ben volentieri. Cavalieri, Sì. giusto? Ecco la cara amica Rossana che è sempre stata carina e ci segue con affetto. Allora, ci guardiamo queste immagini che il nostro mitico regista ha trovato. Ecco, vediamo. No, queste allora sono legate un po' a un'analisi Sì. appunto anche del corpo, dicevamo per una postura corretta, quindi l'importanza di andare prima dal medico, come ricordava prima Luca. Malisardi, ecco qui c'è proprio un controllo, un po' come facevano una volta, eh. Forse adesso lo fanno quasi un po' meno, questa cosa col martelletto, no? No, Dio, Riflessi. Lo si fa, se vero? si La va... No, ma delle riflessologia. volte consiglierei anche molte persone si affidano sempre, non per denigrare la categoria degli ortopedici, per carità, tanto di cappello, però Ecco, qui se ci vediamo sono un dei problemi di contesto questo tipo io fermo. inviterei le persone a rivolgersi al fisiatra, Ah, perché è è una una categoria un po' figura, da è una categoria riscoprire. da scoprire che ci si va solo eventualmente se sei traumatizzato o roba del genere, invece no. Sì, perché anche in questo mare magnum dei medici a volte è importante identificare lo specialista Io giusto. inviterei dalla fisiatra, dall'ortopedico ovviamente. Ecco, qui è proprio immagini di chi fa fisioterapia in Sì, acqua, sì, Luca, le ho sì, sì, prese sì, apposta sì, per sì, te, sì, 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 no? sì. È Quindi, un po' quello che facciamo lì e da per noi, Angelo, perché sì, sì. ecco, si parlava appunto anche
Angelo, sottolineavi bene Sì. prima, no? L'importanza del divertimento, del relax anche nell'affrontare una terapia. Spesso se si viene trattati come un caso clinico, no? Anche il bambino può sentirsi in qualche modo aggredito, tra virgolette, anche da questo intervento dei medici. Esatto. Si può anche annoiare nel fare uno sport a tutti i costi, come diceva prima Luca, perché magari lo vuole il papà che voleva fare il calciatore. È importante magari anche divertirsi e rilassarsi, quindi spesso non tanto le cliniche ospedaliere, il contesto ospedaliero, quanto anche centri benessere, vero Angelo, possono Ah, essere indicati. In tutta onestà, come dicevo, io non sono un pediatra, sono un dietologo dell'adulto, però ogni Mhm. tanto seguo anche a questi livelli per settimane di benessere bambini sovrappeso e ho verificato che a volte, in virtù del fatto che c'è la piscina, che ci sono delle coccole diverse, che c'è un contesto non proprio squisitamente medico ospedaliero, i bambini riescono ad essere un po' più entusiasti, quindi c'è la componente ludica che prende il sopravvento su quella coercitiva terapeutica. E, personalmente poi, come dicevo prima, bisogna capire come motivarli. Allora, ben venga anche la scuola. Io ad esempio sono favorevole a introdurre, chiaramente posso sembrare di parte, però il concetto di educazione alimentare per le scuole, svilire un Certo che po'. tu segui. Sì, nel senso che per carità, ben venga Orazio Curiazzi, ben venga un po' di nozionismo meno, però capire anche le linee guida, cosa sono, leggere le etichette. Ad esempio io mi chiedo quanti anche di noi adulti Si sono prendono in il disturbo grado, di leggere cioè nel senso l'etichetta. che comunque Bravo, sì, alla sì, fin sì. fine si bada alle calorie e a non capire cosa c'è dietro. Quindi molte volte c'è scritto fruttosio, ma il fruttosio non sempre è lo zucchero che deriva dal frutto, ma ha altri connotati. Vabbè, adesso Quindi maggiore attenzione, sì, purtroppo il vedi tempo il stringe, sì, lampeggio, appunto, siamo arrivati alla conclusione, sì. però abbiamo detto, credo e spero per gli amici che ci seguono, delle cose molto interessanti, abbiamo fatto un po' una riflessione, no? Tutti insieme con questa certo. cioccolata che appunto non voleva essere No, certo. esaustiva necessariamente, però ha dato degli strumenti importanti, anche un po' di analisi a livello così di prevenzione, di educazione alimentare e di senso di responsabilità, diciamolo, da Che parte è fondamentale. delle mamme e dei papà che ci stanno guardando, di tutti noi, no? Perché i bambini obesi di oggi sono adulti ammalati di domani, Certo. e poi anche bambini tristi, diciamocelo, in linea di massima, non accettati, insomma un pochino stretti in tutti i sensi in questi panni, no? No, se del proprio. bambino obeso. Allora, io vi ringrazio tantissimo davvero di avermi snocciolato, come dicono, queste pillole comunque di buoni consigli per i bambini, ma ripeto anche per gli adulti, per i genitori. Amici, salutiamo e ringraziamo Angelo Bianco, appunto il nostro amico dietologo, e Luca Malisardi, fisioterapista e personal trainer, Grazie. tutti e due sempre anche al Bristol Buia di Abano Terme, quindi viva anche le terme, lo dico sempre, la salute e il benessere. E anche il San Valentino, visto che si E tra approccia poco è adesso. San Valentino, esatto, tu che sei anche esperto di cibo, insomma oggi il tema era la baby Sì, però obesità, però coccola gustativa a coccola tutti i livelli. gustativa, so che sei appassionato appunto anche di cibi afrodisiaci, ne avevamo parlato, insomma, quindi Però, facciamo un augurio agli innamorati. eh, Allora, ci vediamo adesso a proposito di cibo, una rubrica dal campo alla tavola, no, della CIA, e quindi godiamoci anche queste immagini. Io vi auguro, amici, un fantastico fine settimana, come lo auguro ai nostri gentili ospiti. Mi raccomando, vi aspetto lunedì per una nuova settimana insieme di ciaccole e caffè nel vostro salottino di Telechiara. Buon weekend a tutti e a lunedì prossimo. Bentrovati da Paola Sartore e Dal campo alla tavola, la trasmissione realizzata in collaborazione con la CIA di Padova che ci ha permesso in tante puntate di conoscere meglio il mondo dell'agricoltura e che adesso ci sta facendo anche conoscere più da vicino altre realtà. Dopo quella dell'immigrazione vediamo di entrare in contatto con il mondo dei pensionati, lo facciamo anche questa volta con due ospiti che vi presento subito. Si tratta di Bruno Rettore, presidente dell'Associazione Nazionale Pensionati della CIA di Padova, benvenuto Presidente. Grazie. E poi con noi c'è anche il segretario Dino Milanello, segretario sempre dell'ANP della CIA Patavina. Allora partirei dal Presidente, sarò incalzante perché abbiamo pochi minuti a disposizione e vediamo Presidente intanto di capire che cos'è l'ANP. L'ANP è l'Associazione dei Pensionati della Confederazione Italiana Agricoltori, cioè della CIA, ed opera per la salvaguardia e la tutela dei diritti e degli interessi dei pensionati.
È un'associazione quindi molto dinamica, molto attenta ai bisogni, Ai che possono bisogni, essere sì. bisogni di tipo pensionistico in senso stretto, ma anche bisogni legati alla vita di tutti i giorni. Sì, certamente, e inoltre fa e promuove delle azioni e delle politiche sia in ambito nazionale che locali, sempre alla salvaguardia e alla tutela quello che può essere lo stato sociale nei Certo. confronti del governo centrale e anche nei Dei governi confronti delle locali. regioni e degli enti locali. Quindi in qualche modo sollecitare l'attenzione di chi fa le scelte nella nostra società, sollecitare l'attenzione nei confronti di chi non è più giovanissimo. Questo è il nostro compito, questi sono i nostri, l'obiettivo Principale, soprattutto principale della nostra associazione. Quindi promuovere politiche attente alla terza età, però anche accompagnare gli anziani, come dicevo prima, in quella che è la loro vita quotidiana. Per esempio, voi avete creato una carta particolare che si chiama Carta Serena e che aiuta anche nelle piccole cose, perché è vero che sono importanti le politiche, ma poi alla fine si va a fare la spesa con i soldi che abbiamo in tasca. Certe cose sono molto più importanti appunto per i nostri associati. Certo. Abbiamo noi dell'Associazione dei Pensionati della provincia di Padova abbiamo riproposto questa Carta Serena che l'anno scorso, vista il 2010, che è andato molto bene, Il successo della Carta successo Serena. di questa carta, l'abbiamo riproposta. E cosa comporta i vantaggi per i nostri associati di questa Carta Serena? Oltre a delle agevolazioni assicurative che se ho tempo poi illustrerò, ha fatto delle convenzioni con delle attività commerciali dove questi fanno degli sconti a tutti quelli che hanno la nostra tessera, cioè la tessera della ANP o della CIA, certo. degli sconti molto interessanti. Cioè, parliamo un po' di tutti i settori? Tutti i settori, abbiamo negozi di qualsiasi tipo, va dalle auto all'abbigliamento, all'ottica, addirittura un dentista ha questa è firmato una cosa molto convenzione. Interessante, direi, molto interessante, perché anche sostenere e promuovere la salute attraverso queste iniziative Certamente abbiamo negozi sanitari, cioè abbiamo riscontrato molto interesse anche da parte dei commercianti di aderire, perché addirittura quest'anno rispediremo appunto questa Carta Serena a tutti i nostri associati della provincia di Padova, perché abbiamo avuto decine di altre adesioni. Quindi altre richieste, sta crescendo l'attenzione verso Carta Serena. Certamente, è stato molto interessante e questo, in questo opuscolo trovano i nostri associati, che spieghiamo appunto, ripeto, a tutti, trovano tutte le convenzioni che ci sono. Visto che c'è questa crescita di adesioni, e lo chiedo al segretario, a Milanello, vuol dire allora che ci sono anche tanti anziani che si riconoscono nell'Associazione Nazionale Pensionati della CIA? Possiamo quantificare? Direi di sì, nella nostra associazione di Padova abbiamo 18.000 iscritti. Quindi di cui abbiamo una anche piccola cittadina, una piccola cittadina. C'è un dato negativo, 1 migliaio di deceduti all'anno, ma che l'associazione per l'attività che svolge, a fiducia che oramai ha nella provincia e nel territorio, riesce sempre a compensare certo, questo. certo. Il sindacato, abbiamo parlato di Carta Serena, parlavamo anche della tutela dei diritti sindacali, per esempio. Che tipi di servizi garantisce allora ai pensionati? Allora noi abbiamo gli uffici in ogni zona, più recapiti, abbiamo i nostri sportelli anziani dove diamo assistenza sia dal punto di vista sindacale che previdenziale, anche gratuitamente, oltre ai servizi
per quanto riguarda i 730. Certo, quindi accompagnate gli pratiche anziani nella varie, compilazione delle esatto. pratiche, spiegate Poi, quali sono i diritti. Anche. esatto, e non solo, ma anche facciamo una certa attività politica sindacale per dare voce a Certo, questi anziani certo, che altrimenti voce non avrebbero. Bisogna dare voce soprattutto per quali bisogni, Milanello? Soprattutto c'è una situazione in Italia di 8 milioni e mezzo di poveri e gran parte di questi poveri sono proprio quei pensionati alla minima di 460 euro al mese, che è una vergogna in un paese civile che non ce la fanno. Che si dice civile quantomeno. Esatto, ma non ce la fanno proprio, ecco. Ci sono situazioni disperate. Noi da anni proponiamo l'aumento delle pensioni, basta pensare che in questi ultimi 10 anni 8,80 euro sono stati dati d'aumento ai pensionati, è una vergogna, quest'anno 6 euro, ma che dopo l'IRPEF, se verrà introdotta da parte della Regione col 0,9%, 4 euro andranno via di questi 6, ne rimane solamente 2, quindi lei può immaginare che situazione. Noi abbiamo fatto ultimamente in un convegno a Ponte San Nicolò recentemente una proposta che tutte quante le pensioni fino a 15.000 euro vengono esonerate dalla tassa dell'IRPEF. Una proposta che ha trovato un po' di attenzione? Ha trovato molta attenzione adesso al nazionale, speriamo che questa vada avanti, noi cercheremo di fare il possibile, anche perché bisogna che la gente sappia che tutte le pensioni, al di là dell'importo, per dire in Germania, in Francia, in Spagna e in Inghilterra non sono tassate. Noi non vogliamo che tutte le pensioni vengano detassate, ma almeno quelle pensioni minime per sopravvivere, almeno quelle non ci siano queste tasse. Un'altra cosa molto importante che stiamo portando avanti con le amministrazioni, adesso è uscito anche su vari giornali, Difesa del Popolo, eccetera, del telesoccorso. Sì, è un problema molto sentito in quanto abbiamo 17-18 mila anziani oltre 65 anni che vivono da soli e leggiamo delle cronache nere che questi pensionati a volte, molti di questi li trovano deceduti dopo anche giorni, come l'ultimo caso anche a Montagnana. Ecco, noi abbiamo avuto molte telefonate in questi giorni perché da parte dei pensionati che non sanno di questo strumento, di questo telesoccorso che è anche gratuito, basta recarsi nei comuni per fare la richiesta, solamente che non sono a conoscenza. Ecco, quindi... Noi faremo adesso una campagna di sensibilizzazione perché la gente venga a conoscenza di questo, ecco, perché salvare una vita è molto importante. Caspita, indubbiamente. Allora a questo punto noi qui a Telechiara e anche attraverso la radio che ci ospita, Blu Radio Veneto, vedremo di accogliervi, di fare campagna insieme a voi, quindi vi aspettiamo di nuovo all'interno di questi studi per riprendere argomenti fondamentali, soprattutto per la promozione della qualità di vita delle persone anziane. Vi ringrazio. Grazie allora grazie a voi, al Presidente Rettore, al Segretario Milanello dell'ANP della CIA di Padova. Li aspettiamo allora ancora in studio. Dal campo alla tavola invece ci ritroviamo la prossima settimana. We get it almost every night when there